Buonasera da Sicilia 24, vediamo insieme i titoli di questo giornale. Le torture nella Villa degli Orrori sono durate giorni, riti di liberazione con ferri e catene, l'ossessione per il demonio nel triplice omicidio di Altavilla Milicia. A Sicilia 24 il monito di Fra Massimo Corallo, solo i sacerdoti indicati dai vescovi possono fare gli esorcismi, mai andare da santoni e fattucchieri. La misteriosa fine di un falegname di Giarre nel Catanese, morto sul lavoro in una nave da crociera dalle Bahamas, il suo cadavere è rientrato in Italia senza organi, imbottito di fogli di giornale e segatura. Mafia, un'intera famiglia era al servizio del boss, arrestati i figli dell'autista di Messina Denaro. Tariffe luce e gas, i consumatori sono chiamati a scegliere tra i gestori del mercato libero una guida per orientarsi nella giungla delle offerte. CGIL Federconsumatori lanciano la campagna Fermati, non prendere la scossa. Ultimo giorno di carnevale, sfilate e divertimento in molti comuni siciliani. Mister Bianco nel Catanese sbarca a Venezia con i suoi costumi. Calcio, il Catania domani in trasferta a Latina, Lucarelli deve fare i conti con molte assenze. Dopo il blitz di Avellino, il Messina attende il Sorrento al Franco Scoglio. Ben trovati, emergono altri dettagli raccapriccianti sulla mattanza di Altavilla Milicia. Il rito sarebbe iniziato diversi giorni fa, sono state sequestrate catene e ferri da camino utilizzati probabilmente per fare degli esorcismi in casa Barreca. Sentiamo Marco Gullà. Li hanno torturati per giorni, fino ad ucciderli. Una mattanza iniziata probabilmente tra mercoledì e giovedì di una settimana fa e culminata con l'assassinio della moglie e dei due fratelli. Altavilla Milicia è ancora sotto shock per quanto accaduto ad Antonella Salamone e i due figli di 5 e 16 anni. Giovanni Barreca e la coppia di amici Massimo Carendente e Sabrina Fina avrebbero iniziato il macabro rito esoterico da diversi giorni. Poi dopo sarebbero iniziate anche le torture. I fratellini sarebbero stati contusi anche con delle catene e ferri da camino, oggetti che sono stati sequestrati dai carabinieri. Antonella Salomone invece sarebbe stata uccisa e poi bruciata. I resti della donna sono stati poi coperti con delle pietre sterpaie nel giardino esterno della casa. Dettagli macabri da film horror. I 3 sospettati erano ossessionati da Satana, in preda a deliri mistici, invasati, frequentavano la stessa comunità evangelica da cui si sono distaccati per organizzare un gruppo di preghiera autonomo. Da alcuni giorni la coppia si era trasferita a vivere nella villetta dell'orrore con l'obiettivo di scacciare i demoni. Sarebbe stato Barreca che avvertiva la presenza del demonio a rivolgersi a loro come se fossero degli esorcisti e quindi è iniziato tutto. Nessuno in zona aveva notizie del muratore, i figli non sono andati a scuola per una settimana, ma alla telefonata dei professori avevano detto stiamo male e per adesso non possiamo venire. Chissà perché non hanno chiesto aiuto, probabilmente non avevano ancora capito a cosa stavano andando incontro. È stata fissata per domani, intanto davanti al GIP di Termini Imerese, l'udienza di convalida dei fermi dei 3. A tutti la procura di Termini, guidata da Ambrogio Cartosio, contesta il reato di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. E nel triplice omicidio di Altavilla Milicia un ruolo ha avuto anche la coppia amica di Giovanni Barreca. Siamo stati nel quartiere dove vivevano prima di essere arrestati. Per i vicini erano persone riservate che parlavano poco. Marco Gullà. Sferracavallo, borgata a nord di Palermo. In questa palazzina viveva la coppia amica di Giovanni Barreca. Al momento Sabrina Fina e Massimo Carendente sono accusati di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Sono ritenuti complici di Barreca nella mattanza di Altavilla Milicia. I vicini di casa li conoscevano, ma dicono erano molto riservati. Sono persone molto riservate, la mattina uscivano e non sapevo cosa facessero. Poi io vado a lavorare, la mattina non li vedo, quindi ho trovato un banale buongiorno e buonasera che non ci si incontrava per le scale. Non erano, diciamo, alla portata di noi, diciamo. Cioè? Erano molto riservati. Ma cosa facevano? Li vedevate uscire? C'erano dei momenti di preghiera a casa? No, non ne sapevamo niente tutto questo. No, non c'era niente. Hai sentito mai rumori strani, no? No, mai. E il presunto assassino? Solo dei cani che disturbavano, ma niente di niente. Quando ho letto sul giornale ho detto, ma la cosa è molto strana, perché ancora non ci credo veramente.
ma la coppia, che risultava disoccupata, sarebbe stata ossessionata da Satana, in preda a deliri mistici. Abbiamo fatto solo del bene, avrebbero detto agli investigatori durante l'interrogatorio Fiume di domenica scorsa. E sentiamo adesso Fra Massimo Corallo, l'esorcista, ospite di Sicilia 24 Focus di oggi, chiarisce chi può effettuare i riti di liberazione, gli esorcismi, e consiglia vivamente di non rivolgersi a santoni e fattucchieri. Sentiamo. L'esorcismo, il rito dell'esorcismo può celebrarlo soltanto un sacerdote incaricato con nomina scritta del vescovo diocesano. Quindi neanche, hai detto bene, neanche un sacerdote semplice, tra virgolette, può celebrare il rito. Le persone che si sono recate da questi santoni non ciarlatani, purtroppo, e ce ne sono nel nostro territorio siciliano, ma votati totalmente a Satana, sacerdoti di Satana, persone che coscientemente hanno deciso di essere discepoli del male. Queste persone compiono dei riti per i quali intaccano gradualmente e profondamente la profondità della coscienza della persona, fino a aprire dei canali, delle porte spirituali. E continuiamo, una storia agghiacciante, anche quella di un falegname di Giarre morto sul lavoro in una nave da crociera, il cui cadavere dalle Bahamas è rientrato in Italia imbottito da segatura, fogli di giornale, a posto degli organi. Una serie di misteri in una vicenda tutta da chiarire. Simona Mazzone. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo sull'inquietante vicenda che ruota attorno alla morte di un falegname di Giarre, Alfio Torrisi, 54 anni, che lascia moglie e un figlio di 11 anni. Torrisi si imbarca l'8 ottobre dello scorso anno per lavoro per guadagnare qualcosa in più in direzione Bahamas. Deve occuparsi della pavimentazione in legno, ma 2 giorni dopo ha un malore. I colleghi chiedono aiuto, i soccorsi non arrivano e comincia un tira e molla tra gli ospedali di Miami, Freeport e Florida. Ci vorranno 3 ore e mezza prima che arrivi l'ambulanza e 3 giorni per essere intubato, denunciano i familiari in un esposto in procura, assistiti dagli avvocati Antonio Fiumefreddo e Giuseppe Berretta. Una storia agghiacciante che oggi il collega Mario Barresi racconta sulle pagine della Sicilia e che non finisce qui, perché oltre al mistero sulla morte dell'uomo resta quello sulla salma rientrata in Italia. A Catania il medico che deve occuparsi della seconda autopsia fa una scoperta incredibile. Dentro il cadavere non ci sono gli organi, ma segatura e fogli di giornale. Questi organi sarebbero scomparsi non ad iniziativa dei medici che hanno eseguito l'autopsia, ma ad iniziativa di questa società di onoranze funebri. Da chi è composta, di che cosa si occupi, se ci sono traffici particolari. È chiaro che pensiamo a tutto. Al momento risultano 2 indagati, il titolare della Tecnitec di Riposto Nirelli, che ha ingaggiato il falegname, e il comandante della nave Carnival Giuseppe Castrogiovanni. Sono tanti a questo punto gli interrogativi, spiega il legale. Tante domande che si uniscono al modo in cui questo poveretto è morto, no? Cioè, se si può ancora oggi morire di lavoro dopo aver fatto 16 ore di volo tra più tratte, per poi stare 14, 15, 16 ore sotto il sole a lavorare. E questo attiene alle cause, ma quello che è successo dopo non è meno inquietante. I familiari sostengono che il falegname godeva di ottima salute prima di partire, aveva fatto anche dei controlli medici. Allora, cosa è successo su quella nave? Nuovo colpo alla rete di fiancheggiatori che ha coperto la latitanza di Messina Denaro. Arrestati Antonino e Vincenzo Lupino, figli dell'imprenditore di Capombello di Mazzara che faceva da autista al capomafia, finito in manette pure lui un anno fa. Laura Spanò.
Un altro colpo alla rete di fiancheggiatori che ha protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro. Rosse carabine del Comando Provinciale di Trapani, investigatori dello SCO della Polizia coordinata dalla DDA di Palermo, stamane hanno tratto in arresto Vincenzo e Antonino Luppino, figli di Giovanni, imprenditore agricolo di Campobello di Mazzara, autista di Messina Denaro. I due fratelli erano già iscritti nel registro degli indagati. Sono accusati di favoreggiamento e procurato in osservanza di pena, aggravati dall'essere stati commessi per avvantaggiare Cosa Nostra. Tra la mole di documenti sequestrati e visionati dagli investigatori è stato scoperto che Messina Denaro versava all'imprenditore Giovanni Luppino periodicamente somme di denaro che il boss segnava nei diari, soldi per i fiori acquistati dopo la morte della moglie dell'imprenditore e per diverse cene e pranzi fatti in occasione di compleanni dei figli con i quali faceva abitualmente vita sociale. Fu Vincenzo Luppino poi ad avere curato nel giugno del 2022 il trasloco del latitante in vicolo San Nicola. Poi un altro passaggio, il 29 dicembre del 2022, pochi giorni prima del suo arresto, Messina Denaro passava in auto sotto casa dell'ex compagna, madre di sua figlia e delle sorelle Bice e Giovanna Castelvetrano. Lo seguiva e gli faceva da scorta il furgone di Vincenzo assieme al fratello Antonino. Alla guida c'era il padre Giovanni. Il boss ricercato transitava sotto casa dei suoi per rivedere i luoghi alloecari e nella speranza, sospettano gli investigatori, di riuscire a scorgere i familiari sia pure da lontano. Ad Antonino Luppino era stato comunicato il numero di uno dei cellulari usati dal boss, mentre il fratello Vincenzo sarebbe andato alla clinica La Maddalena quando il boss fu operato. Infine, in un'area recintata di proprietà di Luppino, la polizia, 2 giorni dopo l'arresto del boss, trovò la Giulietta Alfa Romeo utilizzata da Messina Denaro per i suoi spostamenti. Insomma, una famiglia a completo servizio del boss e non un semplice atto d'amore verso un paziente ammalato. Non si arresta la protesta degli agricoltori e degli allevatori che con i loro trattori sono tornati a Poggioreali domani. L'appuntamento per tutti è a Palermo. Manlio Viola. Ancora un pomeriggio di manifestazione per gli agricoltori siciliani, il penultimo nell'isola prima del grande incontro di Roma. I trattori oggi hanno marciato su Poggioreale per tornare a portare la protesta lì da dove tutto è iniziato, nella Valle del Belice. Ieri era toccato a Bolognetta, la marcia era arrivata fino al mercato ortofrutticolo di Villa Abate alle porte di Palermo, ma il clou è atteso per giovedì a Roma, dove sarà nutrita la delegazione siciliana. Gli agricoltori, che qui non si sono spaccati in più tronconi come è successo in altre parti del paese, prevedono di inviare nella capitale una delegazione sostegno delle richieste che loro portano. Con loro anche gli uomini di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Domani invece toccherà alla Regione. Gli agricoltori, sempre con De Luca, arriveranno a Piazza Indipendenza, saranno presenti 20 pullman, così come concordato con Questura e Prefettura per questioni di ordine pubblico, provenienti da varie province, insieme a 5 trattori autorizzati dalla Prefettura. L'appuntamento è alle 12 per quella che è già stata chiamata la manifestazione di San Valentino. Poi toccherà, come detto, la trasferta romana, che si preannuncia molto partecipata da parte dei siciliani. 2 le richieste portanti, la dichiarazione dello stato di crisi nazionale per l'agricoltura e il blocco delle importazioni dei grani extracomunitari a partire da quello canadese. I giudici romeni hanno detto no alla richiesta di domiciliari presentata dai legali di Filippo Mosca, arrestato nel maggio scorso. Il 29enne di Caltanissetta da mesi denuncia di essere detenuto in condizioni inumane e degradanti, celle sovraffollate, piene di topi e scarafaggi, continue situazioni di violenza. Dal carcere di Porta Alba più volte Mosca ha chiesto aiuto. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini in un post sui social in risposta all'esposto in procura di PD e Alleanze Verdi sul ponte sullo Stretto scrive: il partito dei no è senza vergogna, non vincono nelle urne e allora usano i tribunali provando a fermare un'opera che porterà lavoro, sviluppo e crescita. La sinistra se ne faccia una ragione, il ponte si farà e sarà un vanto per tutta Italia. Con la fine del mercato tutelato di luce e gas, tempi duri per i consumatori, alle prese con le nuove tariffe e le nuove offerte. Vi proponiamo una guida per orientarsi, per tutelare le persone fragili. La CGIL e Federconsumatori lanciano la campagna Fermati, non prendere la scossa. Giusy Lazzara. Con la fine del mercato tutelato per luce e gas inizia una nuova stagione per i consumatori alle prese con tariffe variabili, tenuto conto che i termini di chiusura dei servizi di tutela sono stati fissati per il 31 dicembre 2023 per il gas e per il 30 giugno 2024 per la luce.
Questo vuol dire che bisogna aver fatto una scelta al momento solo per il gas. Cosa fare allora? Nessuna novità e resta tutto invariato per gli over 75, per i disabili con la 104 e per i percettori di bonus energia. Per chi non ha ancora effettuato alcuna scelta, invece, si passerà al mercato a tutela graduale. Il gestore di gas applica il contratto Placet per un anno con le tariffe approvate dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Se si decide di scegliere un nuovo gestore di energia, si valutano sul mercato libero le tariffe variabili delle compagnie. Anche in questo caso verrà applicato il contratto Placet, con la possibilità in ogni momento di scegliere una diversa offerta nel mercato libero. E per tutelare i più fragili, la CGIL e Federconsumatori hanno lanciato la campagna Fermati, non prendere la scossa. Primo obiettivo: contrastare gli aumenti stimati del 7% sulle bollette. Ci sono 600 aziende in tutta Italia, ognuno ovviamente propone il suo prodotto, ma non sempre quel prodotto è un prodotto che fa risparmiare. Tante le insidie per i consumatori. Nel momento in cui viene sottoscritto il contratto, massima attenzione a dove si firma e a cosa si firma. Airgest, la società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, comunica che da domenica 25 a sabato 16 marzo lo scalo resterà chiuso per lavori di manutenzione della pista. I voli saranno riprotetti dalle compagnie aeree che si metteranno in contatto con i singoli passeggeri. Il 16 marzo l'aeroporto di Trapani riaprirà alle 8 del mattino. È martedì grasso, stasera si concludono i festeggiamenti del Carnevale che ogni regione vive a modo proprio. In Sicilia sono tante le città che organizzano un programma originale e spettacolare, come Mister Bianco, che con i suoi costumi è stata in trasferta a Venezia. Simona Mazzone. Pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania domani giocherà a Latina, ma Lucarelli dovrà fare i conti con diverse assenze. Sentiamo Francesco Triolo. Latina, crocevia del Catania per capire che vuole fare da grande. La partita contro la Casertana ha lasciato qualche dubbio su quale sia la reale consistenza, non il valore, sia chiaro, su quello non si discute, del gruppo etneo. Adesso chiamata ad una prova di carattere in casa di una delle squadre che viaggia da un po', con una certa regolarità a metà classifica, ma sempre insidiosa. Lucarelli deve sempre fare i conti con le assenze, non solo quella di Sturaro fermato 2 turni dal giudice sportivo, ci sono gli infortunati a preoccupare il tecnico, a parte gli ormai acclarati Zammarini, Rizzo, Silvestri, Marsura, Mazzotta, Beters e anche Sturaro, restano da verificare le condizioni di alcuni giocatori. Uno di questi è Peralta, che domenica non ha giocato perché colpito dalla febbre. Celli ha accusato qualche fastidio durante il riscaldamento, Chiarella ha riportato una contrattura al flessore. Difficile pensare oggi che domenica, dopo 4 giorni, ci sarà la sfida alla capolista Juve Stabia. I problemi sono adesso, sono tutti da affrontare. La società sta cercando di correre ai ripari, almeno numericamente, ed è attesa a breve l'ufficializzazione del centrocampista Emanuele Ndoi, origini albanesi, ma nato a Catania nel 96, svincolatosi dal Brescia dopo aver giocato 30 gare
gare nelle ultime 2 stagioni. Cresciuto nelle giovanili di Padova e Roma, Ndoi ha totalizzato più di 140 presenze in Serie B con la maglia del Brescia, militando anche tra le file del Cosenza. Può essere un tassello importante in questo periodo così intenso per i rossazzurri. Dopo il blitz di Avellino, il Messina si affaccia in zona play-off. La sfida contro il Sorrento accende l'entusiasmo della tifoseria che si prepara a tornare in massa al Franco Scoglio. Sergio Colosi. Il Messina è pronto a regalarsi una serata ad altri tempi. Domani, con inizio alle 18:30, ospita al Franco Scoglio il Sorrento e guarda ad uno dei primi 10 posti della classifica, pur mantenendo alta l'attenzione sul traguardo della salvezza diretta, impensabile fino a 2 mesi fa. Un appuntamento insieme a quello di domenica prossima in trasferta con il Giuliano che può certificare nuovi obiettivi e la crescita dei giallorossi che nelle ultime 5 giornate hanno raccolto 13 punti. Contro il Sorrento è prevista una buona cornice di pubblico, testimoniata dalla prevendita, dalle iniziative del club peloritano, ma soprattutto dai risultati maturati sul campo. Modica sembra intenzionato a non affidarsi al turnover, già costretto a fare i conti con infortuni e squalifiche. Assente Salvo che sconta la seconda delle 3 giornate, mentre Pacciardi e Polito hanno ripreso soltanto ieri a lavorare in gruppo. Il Sorrento, superato dalla vicecapolista Picerno, è in piena zona play-off con un +4 sul Messina, sconfitto all'andata dalla matricola campana con un rigore di De Francesco. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.